L'ecosistema delle start-up e dell'innovazione italiana nel settore del travel sta crescendo. In questi anni sono nate e sono cresciute diverse importanti iniziative e io credo sia maturo il tempo per aprire una fase di open innovation e di trasferimento tecnologico, cioè di valorizzazione e di organizzazione di un incontro e di una relazione tra le imprese, le destinazioni, i territori, e l'innovazione rappresentata anche dal sistema e dall'ecosistema delle start-up. Questo tipo di ambito, questo tipo di incontro, questo tipo di laboratorio deve e può dare degli ottimi risultati ed è una opportunità che sta davanti a noi e che è bene saperla cogliere e saperla organizzare nel prossimo futuro. Argo, che è l'acceleratore Travel Tech della rete nazionale di CDP Venture Capital SGR, insieme a Zest Group, con il contributo e la partecipazione del Ministero, di Banca Intesa, di Human Company, Venissi e altri importanti partner, è un acceleratore che ogni anno seleziona, individua e investe e accelera una decina di start-up. Siamo al secondo anno e questo ecosistema che stiamo così facendo evolvere è un ecosistema che presenta delle soluzioni innovative in diversi ambiti, dall'ambito dell'ospitalità a quello del software per ottimizzare sistemi e procedure di vendita, di relazione con il cliente, di gestione delle attività turistiche ricettive, piuttosto che di soluzioni che vanno nella direzione di altri segmenti o di altri settori, di altri pezzi del sistema dell'ospitalità. A partire da questo patrimonio io penso sia necessario trovare momenti di incontro, di confronto e di innesto di queste innovazioni e di queste soluzioni all'interno dei processi aziendali e delle procedure, delle dinamiche di evoluzione delle destinazioni, non soltanto quindi delle imprese, ma più in generale di un territorio. Penso che ci sia uno spazio veramente importante, penso che questo sia un po' l'ambito dentro il quale e verso il quale bisognerà andare nei prossimi anni.